Veneto, ad un anno dal referendum, il governatore Zaia incontra il ministro Stefani che parla di anniversario storico. Il presidente del Veneto: spero in tempi celeri. Il commento del nostro direttore Luigi Bacialli: chi boicotta l'autonomia dopo tante promesse rischia di perdere voti e consenso. Lo schianto mortale ieri sera sulla Feltrina, alla testa di Onigo di Pederobba, a perdere la vita una coppia di settantenni molto conosciuti a Vittorio Veneto, il ricordo commosso degli amici. Clamorosa spaccata dal Bignase con un negozio di bici, il ladro preso in flagrante dai carabinieri, il titolare sfiduciato dopo 2 colpi in un anno vorrebbe chiudere ma dice resisto per i miei dipendenti. Prosegue la ricerca della verità sugli ultimi minuti di vita del bimbo annegato venerdì scorso a Mestre, la procura ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio colposo. È accusato di aver frodato il Servizio Sanitario Nazionale, medico di base vicentino nei guai, la Guardia di Finanza gli sequestra conti correnti e beni per 75.000 euro. Il capo dello Stato Mattarella non interverrà il 4 novembre a Vittorio Veneto alla chiusura delle celebrazioni del centenario della Grande Guerra, lo ha annunciato il sindaco di Vittorio Veneto Tonon. I titoli dell'edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Dunque, oggi è stata la giornata del primo anniversario del plebiscito, del referendum sull'autonomia, esattamente un anno fa. Ebbene, oggi, ad un anno esatto, il governatore del Veneto Luca Zaia a Palazzo Balbi ha incontrato il ministro per gli affari regionali Erika Stefani proprio per fare il punto su questo iter che hanno definito storico. Il gonfalone del Veneto ha sventolato sulla facciata di Palazzo Balbi per accogliere il ministro agli affari regionali Erika Stefani in città per incontrare il presidente Zaia a un anno dal referendum per l'autonomia che lo scorso 22 ottobre ha portato alle urne 2.400.000 veneti. E questo anno l'abbiamo utilizzato, fra l'altro con un governo abbastanza sul vacante, l'abbiamo organizzato per redigere il progetto. Oggi il contratto è pronto dal 2 ottobre e quindi l'attesa per noi inizia dal 2 ottobre, ce l'ha sul tavolo il Presidente del Consiglio, è un bel contratto perché parla di 23 materie ed è solido per un'autonomia vera. A un anno dunque, con i rallentamenti dovuti a 2 legislature, il governatore veneto si aspetta di avere risposte in velocità. Ci aspettiamo celerità, i veneti sono abituati a fare le cose, sono pragmatici, hanno avuto il coraggio di fare un referendum, lo hanno vinto, ci siamo addirittura autoimposti il quorum, l'abbiamo sorpassato arrivando al 60% dell'affluenza alle urne, adesso si va avanti. Del resto questo cambiamento epocale non riguarderà solo il Veneto ma riguarda l'Italia intera perché tutte le comunità dovranno avere la loro autonomia. Il ministro Stefani ha definito questo anniversario di un'importanza storica. La Regione Veneto ha fatto un lavoro enorme, e un lavoro al quale è seguito il lavoro della Lombardia e dell'Emilia Romagna. Io il punto della situazione lo ribadisco, noi abbiamo fatto i tavoli tecnici per il Veneto e la Lombardia, il Veneto ha già prodotto una bozza di intesa già agli inizi di ottobre, oggi ho ricevuto proprio così durante la conferenza stampa la bozza dell'intesa che ha redatto la Regione Lombardia. I tavoli tecnici per l'Emilia Romagna sono già cominciati. Quando il Veneto potrà vedere realizzato questo sogno? Io sono pronta, se fosse per me anche oggi. Il tempo, ci sono stati alcuni colleghi nel Consiglio dei Ministri che hanno richiesto di fare degli approfondimenti su alcune richieste di autonomia. E io sono sicura di dare delle risposte tramite anche le stesse regioni, di poter dare delle risposte e quindi di fugare qualsiasi tipo di eventuali dubbi. Zaia si dice fiducioso. Io sono fiducioso sul piano politico perché i compagni di viaggio al governo, i pentastellati, i grillini, chiamateli come volete, si sono spesi per il referendum del Veneto a favore del sì, sono gli stessi che hanno firmato con noi un contratto di governo che prevede l'autonomia del Veneto, sono gli stessi che hanno votato con noi un DEF che prevede l'autonomia del Veneto e della Lombardia e di chi ne ha fatto richiesta. Questo sotto profilo politico, sotto profilo umano, mio nonno mi diceva sempre che solo i mone non cambiano idea, per cui c'è sempre tempo per migliorare. Intanto il ministro dell'Interno Salvini ha dichiarato che l'accordo sull'autonomia di Veneto e Lombardia andrà in una delle prossime riunioni del Consiglio dei Ministri. Ho sentito Luca Zaia questa mattina e sentirò Attilio Fontana, ha detto. Conto che arrivi in uno dei prossimi consigli il provvedimento attuativo sull'autonomia del Veneto, della Lombardia sicuramente e mi auguro anche dell'Emilia Romagna.
E sull'autonomia del Veneto sentiamo ora il commento del nostro direttore Luigi Baccialli. Chi boicotta l'autonomia dopo tante promesse rischia di perdere voti e consensi. Esattamente un anno fa quasi 2.400.000 veneti andarono a votare per il referendum dell'autonomia. Fu un evento storico, noi lo seguimmo minuto per minuto, auspicammo anche molti giorni prima che ci fosse un'affluenza enorme e così fu. E fu un plebiscito per il sì all'autonomia. È passato un anno, ancora l'autonomia non c'è. Avevamo titolato e avevamo chiesto di dare subito l'autonomia a questo territorio sapendo che non sarebbe stata una passeggiata, e il governatore Zaia e il ministro Erika Stefani da qualche mese a questa parte hanno fatto un lavoro straordinario, si sono impegnati, come dice il presidente di questa regione, pancia a terra per ottenere questo risultato che non sarebbe stato appunto facile da raggiungere. Però adesso la pazienza ha un limite, è passato un anno, il governo è quello di Lega e 5 Stelle, sono due schieramenti che hanno detto fin da sempre che sarebbero stati favorevoli all'autonomia. Quando Salvini è venuto a Venezia per firmare il protocollo della Pedemontana ha detto non vedo l'ora di firmare. Adesso la bozza dell'autonomia è nelle mani del Presidente del Consiglio, è stata consegnata e manca solo questa firma. Allora noi chiediamo, anche noi che ci abbiamo messo la faccia, che abbiamo sostenuto questa battaglia, chiedendo ai veneti di andare a votare e seguendo tutto questo percorso in questi ultimi mesi, in questo ultimo anno, chiediamo a questo esecutivo di decidere, così come sono state decise altre cose, magari con contrasti, magari con litigi, ma le firme poi sono state messe là dove dovevano essere messe. Qui non si può più scherzare, qui è stato preso un impegno, è stata fatta una promessa solenne, ripetutamente, c'è un'intera popolazione che aspetta di raggiungere questo traguardo, è una montagna che si sta scalando piano piano ed è difficile arrivare alla vetta, ma non ci si può più trovare di fronte a qualcuno che prende per i fondelli un'intera popolazione. Ci sono i soliti bastoni tra le ruote e questo è paradossale in un governo che ha appoggiato l'autonomia da sempre. Non ci possono essere bastoni tra le ruote del Movimento 5 Stelle o della Lega. Se Salvini tiene veramente l'autonomia, dia una spallata, batta un colpo, non si limiti a polemizzare con i 5 Stelle, ma dica al Premier, al Presidente del Consiglio Conte, che non si può più andare avanti tergiversando, altrimenti ci arrabbiamo. Non basta sapere dal Presidente Zaia che riempiremo le piazze, ci arrabbiamo anche elettoralmente, perché chi non mantiene le promesse e chi tradisce questa popolazione non avrà il voto dei veneti, che si tratti di centrodestra, di centrosinistra, di centro, di sopra e di sotto. Coloro che non hanno mantenuto questa promessa, che non si sono battuti fino in fondo, così come abbiamo chiesto anche ai parlamentari di impegnarsi su questo percorso, non avranno il voto dei veneti. Questo lo garantiamo e faremo di tutto perché questa promessa venga mantenuta. E adesso nel prossimo servizio ripercorriamo quanto accaduto esattamente un anno fa. Noi oggi siamo qui a celebrare ovviamente i risultati del referendum in virtù del fatto che questa regione è andata al voto in virtù di questa sentenza della Corte Costituzionale. Non è una buffonata come qualcuno ha voluto dire, non è una pagliacciata, non è un referendum che non serve a nulla, penso che l'indicazione sia un'indicazione importante, sono milioni di persone che comunque, sono più di 2 milioni di persone che si sono recate alle urne, ma a me piace dire che qui mai nessuno anche oggi vincono i veneti, vince il senso civico dei veneti, vince la voglia di dire di essere padroni a casa nostra. 22 ottobre 2017, sono da poco passate le 23:30, le urne per il referendum per l'autonomia del Veneto si sono chiuse da circa mezz'ora, ma i primi dati già fotografano quello che sarà l'esito finale della consultazione, che parlerà di quasi 2 milioni di veneti, pari al 98%, che hanno espresso il loro sì sull'autonomia.
La giornata referendaria era iniziata al mattino, con i veneti in alcuni seggi in coda per esprimere la propria preferenza. Una domenica che le nostre telecamere avevano seguito ora dopo ora con una maratona terminata solo in tarda notte. Collegamenti da Palazzo Balbi e Ferrofini per raccogliere in tempo reale a caldo le dichiarazioni del post-voto. Alla fine si parlerà di un plebiscito che i sostenitori del sì hanno voluto etichettare come una vittoria dei veneti senza colori politici. Ho notato come la gente percepisce questo voto non come un voto verso un partito, ma per raggiungere un obiettivo più grande ancora, che è quello di riuscire a cambiare questo nostro Veneto in modo migliore. Un risultato che spinge il fronte dell'astensionismo a chiedere un passo indietro in Consiglio regionale. Ora, dopo il consenso su questo referendum e dopo che si è scelta l'autonomia come strada vincente, vengano ritirate le proposte di legge per la secessione. Da quella notte per il Veneto sono iniziate settimane, mesi di consultazioni, incontri per redigere al meglio il documento da presentare al governo perché si possa chiudere l'iter in tempi brevi. Tempi che con il nuovo esecutivo giallo-verde e la nomina di un ministro, Erika Stefani, agli affari regionali si sperava potessero accorciarsi ulteriormente, arrivando ad una conclusione entro il primo anniversario del referendum. Quanto successo poi è cronaca di questi ultimi giorni. Lasciamo l'autonomia, passiamo alla cronaca con il terribile schianto ieri sera lungo la Feltrina, all'altezza di Onigo di Pederobba, in provincia di Treviso, a perdere la vita una coppia di settantenni molto conosciuti a Vittorio Veneto. Lucio era una persona molto gentile, molto cortese, era un amico, quindi si fa anche fatica. La fatica di accettare che Lucio Toniello e la compagna Irma Schweiger non ci siano più, morti ieri sera nello schianto lungo la Feltrina, Onigo di Pederobba. La loro auto, un Audi A4, che impatta con una Passat per poi finire sul fossato laterale. Per la famiglia di Cavaso, madre, padre e 2 bambini, il ricovero immediato all'ospedale di Montebelluna. Per i 2 settantenni più nulla da fare. Si ipotizza un malore, ma forse anche un sorpasso azzardato. Comunque le 2 auto hanno impattato ad alta velocità, carambolando più volte sulla strada. Uno schianto violentissimo che nulla delle protezioni sull'Audi è riuscita a mitigare. Lucio Toniello, 72 anni, e Irma Schweiger, 70, hanno perso la vita sul colpo. Una notizia subito rimbalzata a Vittorio Veneto, dove i 2 erano molto conosciuti e vivevano da tempo. Accomunati dalla passione per la cultura e l'arte, erano impegnati su più fronti con base a casa Fenderl, che avevano contribuito a far crescere. Lui era uno dei rappresentanti di Per Inciso, che è un'associazione che lavora sull'arte pittorica, scultore, e soprattutto. E poi è stato per 5 anni nel direttivo della Consulta, dove siamo adesso, del Centro Culturale, e quindi ci siamo conosciuti bene, insomma abbiamo lavorato parecchio insieme. Irma la conosco meno, la conoscevo meno, però ci incontravamo spesso lo stesso, aveva sta casa ancora piena di cose del papà. Figlia del pittore Vittorio Schweiger, aveva istituito da poco, anche su suggerimento di Lucio, una borsa di studio per giovani musicisti. Un sodalizio culturale il loro e non solo. Sì, spirituale, culturale e umano naturalmente, perché si volevano bene, quindi. Ancora una spaccata in un esercizio pubblico a Padova, si tratta di un colpo oltre il 40 in 3 mesi, quella tra sabato e domenica è avvenuta nel quartiere dell'Arcella, quindi per la seconda volta fuori dal centro storico, in questo caso è toccato ad un sushi che aveva chiuso a mezzanotte. Il locale è stato assalito mezz'ora dopo, è scattato l'allarme, il ladro ha rotto la porta vetrata con un piede di porco e ha portato via appena 33 euro dal registratore di cassa. È intervenuta la vigilanza, l'ha detto pare abbia visto fuggire un ladro senza però riuscire a prenderlo. Indagano ora i carabinieri. Criminali all'opera non solo in questo sushi, perché c'è stata una clamorosa spaccata sempre nel Padovano, ad Albignasego, in strada Battaglia, ai danni di un negozio di bici. Il ladro è stato preso in flagrante dai carabinieri. Adesso il titolare, dopo 2 colpi in un anno, vorrebbe chiudere, ma dice: resisto per i miei dipendenti.
Queste situazioni ti fanno pensare all'idea di chiudere. Ho fatto un negozio per un capriccio, se chiudo un negozio mando praticamente 9 famiglie sul lastrico, insomma, ecco. La voglia di mollare c'è ed è pure tanta, ma Giorgio Morbiato, 2 volte campione del mondo di ciclismo nell'inseguimento a squadre, è rimasto un campione e pensa ai suoi dipendenti, perciò non chiuderà il suo negozio. Domenica, poco dopo le 4 del mattino, il suo salone di biciclette di strada Battaglia a Mandriola di Albignasego, alle porte di Padova, è stato assaltato da una coppia di ladri. Uno di loro, dopo aver spaccato con un tombino il vetro blindato, come un gatto è riuscito a intrufolarsi tra le lastre di vetro e a entrare nel negozio. Con grande calma, mentre suonava l'allarme, ha ripulito il registratore di cassa di 95 euro. Si è preso un vecchio PC portatile molto caro a Morbiato e un giubbotto sportivo. Fuori c'era un complice a fare da palo, ma un buttafuori di ritorno dal lavoro si è accorto che qualcosa non andava e mentre il ladro usciva dal negozio l'ha bloccato fino all'arrivo dei carabinieri. Con l'accusa di furto aggravato è stato arrestato il 23enne romeno Stefan Dumitru Carausu, disoccupato, con una fedina penale lunga così per reati in tutta Italia. La sensazione è quella di impotenza rispetto a questi sbandati, che mi direi solo sbandati, che oggi per 50 euro o 100 euro sono pronti a fare qualsiasi malagrazia alle persone che lavorano. Il giovane è stato processato per direttissima lunedì mattina. Il GIP ha convalidato l'arresto, disponendo per lui la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di Padova. Siamo proprio in balia di qualsiasi persona, perché purtroppo dalla sensazione che ha il cittadino, il negoziante, tutto che siamo noi, è che poi non sono mai sufficientemente puniti. Metterli tutti in galera, che sarebbe il posto dove metterli, non c'è spazio, non c'è posto, è praticamente impossibile. E quindi Torniamo a parlare del bimbo di 4 anni annegato in rione Pertini a Mestre, perché si continua ad indagare per ricostruire gli ultimi minuti di vita del piccolo. La Procura di Venezia ha aperto un'indagine per omicidio colposo in seguito alla morte del bimbo di 4 anni, il cui corpo senza vita è stato ritrovato venerdì sera in un canale di rione Pertini. Al momento il fascicolo è privo di indagati. Nessuna traccia di violenza è stata riscontrata durante l'autopsia eseguita all'Istituto di Medicina Legale di Padova. Al vaglio degli investigatori ci sono ora le immagini delle telecamere di sorveglianza lungo il percorso presumibilmente compiuto dal piccolo. Ancora sotto shock gli abitanti del quartiere che con la comunità protetta dove il bimbo alloggiava insieme alla madre hanno stretto negli anni un forte legame. Per il presidente del locale comitato, Giorgio Rocelli, la tragedia poteva essere evitata se si fosse realizzato il progetto ipotizzato dalle precedenti amministrazioni comunali insieme al consorzio di bonifica Dese Sile. Inserire a cavallo del scolmatore delle grosse piastrelle in modo tale da coprire completamente lo scolmatore. Sopra a queste piastrelle si costruiva anche una pista ciclabile. All'epoca, ricorda l'ex vice sindaco Sandro Simeonato, residente in quartiere Pertini, c'erano stati anche dei finanziamenti, ma poi il progetto è naufragato e si sono fatti interventi tampone. Una soluzione anche provvisoria, chiosa Rocelli, andrebbe comunque messa in campo immediatamente. Credo che non sia una grossa spesa mettere delle reti che vadano su almeno per 2 metri, in modo tale che così mettiamo in sicurezza la zona. Medico di base vicentino finisce nei guai, è accusato di aver frodato il Servizio Sanitario Nazionale. Medico di base rimane impigliato nella rete della Guardia di Finanza. Il professionista 67enne, secondo quanto verificato, avrebbe svolto visite private oltre il consentito, facendosi rimborsare illegalmente oltre 75.000 euro del Servizio Sanitario Nazionale. L'operazione è nata di iniziativa attraverso una verifica della posizione fiscale del medico, che ha evidenziato per l'appunto da un lato un'attività nei confronti del Servizio Sanitario Nazionale sulla base di una convenzione e dall'altro un'attività privatistica di medicina dello sport che è stata svolta in violazione dell'accordo collettivo nazionale che prevede la possibilità di lavorare anche in via privata. Gli uomini delle Fiamme Gialle hanno provveduto a mettere sotto sequestro beni mobili e immobili per il valore del rimborso ottenuto. Secondo i finanzieri, il 67enne, medico di famiglia, avrebbe svolto una mole di visite private oltre quelle consentite, facendosi rimborsare tra il 2013 e il 2017
la somma appunto di 75.000 euro. Il sanitario è accusato di truffa aggravata in quanto, pur non possedendone i requisiti, ha percepito indebitamente compensi dal Servizio Sanitario Nazionale relativi, tra l'altro, alla quota associativa per la medicina di gruppo. La ricostruzione effettuata dai finanzieri è stata valutata attendibile dalla magistratura berita, che ha dato il via libera al provvedimento di sequestro di 37.000 euro che si trovavano in 2 conti correnti ed un appartamento a Valdagno del valore stimato di circa 63.000 euro, di cui 38.000 destinati alla confisca. Ci fermiamo per pochissimi istanti di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta con l'edizione del Veneto. Il 4 novembre a Vittorio Veneto la chiusura delle celebrazioni del centenario della Grande Guerra. Per l'occasione era atteso il capo dello Stato Mattarella, che quasi sicuramente però non riuscirà ad esserci. Io, non avendo ricevuto una risposta ufficiale dal Quirinale, io credo che il Presidente, come mi era stato a voce anticipato, probabilmente hanno scelto un'unica manifestazione per chiudere il centenario, e quindi presumibilmente Trieste, dove il collega sindaco di Piazza ha detto che sarà presente. Il capo dello Stato preferisce Trieste alla città della vittoria, e questa è almeno la sensazione dei vittoriesi, in genere dei trevigiani, che aspettavano il Presidente Sergio Mattarella per ricordare l'avanzata della vittoria che portò alla fine della Grande Guerra il 4 novembre di 100 anni fa. Una delusione, considerando che un secolo fa Trieste divenne italiana come l'Istria e si aprì la questione di Fiume del Quarnaro con D'Annunzio. Tutte conseguenze però dell'avanzata vittoriosa degli italiani, che finalmente riuscirono a superare il Piave cancellando l'onta di Caporetto dell'anno prima. Ecco perché Vittorio Veneto è la città simbolo della vittoria e perché proprio per questo era attesa la più alta carica dello Stato. Al sindaco non resta comunque che consolarsi così. Ci saranno altre occasioni, stiamo già pensando, per fare in modo che il Presidente possa essere presente a Vittorio Veneto comunque. È fissata entro la fine di quest'anno la conversione delle banche di credito cooperativo in un'unica banca a respiro nazionale, un'indicazione dello Stato su pressione dell'Unione Europea che però davvero in pochi conoscono. Tu conosci i crediti cooperativi delle piccole banche? Sì, nel senso ho il mio conto e basta. Sai che adesso devono andare o con Roma o con Bolzano? No, non... Secondo te che cosa perdiamo perdendo le piccole banche, nel senso che diventano un grosso gruppo? No, mi cogli in fallo, non sono informata. È solo una delle tante risposte, tutte molto simili, che abbiamo fatto oggi a Vittorio Veneto. In pochi sanno che entro la fine dell'anno le banche di credito cooperativo perderanno la loro autonomia, costrette dallo Stato, su indicazione dell'Unione Europea, ad associarsi in un unico gruppo. O meglio, questa era l'indicazione, subito modificata da chi l'autonomia ce l'ha per farla. Infatti, se all'origine tutte dovevano convergere su un'unica banca con sede a Roma, ora le opzioni sono 3. Roma, ma anche Trento, ma anche Bolzano. E non è un caso se i trentini abbiano rivendicato per l'ennesima volta la loro autonomia, in questo caso economica. Del resto soprattutto quella che li rende vincenti nella gestione dei fondi pubblici e soprattutto efficienti nei servizi ai cittadini. Una riforma che invece ai veneti rischia di costare cara, e chi già sente odore di fregatura sono soprattutto i piccoli imprenditori. Per noi è un disagio perché sono le piccole crediti così sono più a portata della nostra tasca, più a portata di noi, perché certi tagli devono farli, siccome li fanno sempre sulle spalle nostre, qualche volta è bene che le fanno anche sulle... Però è bene che noi ci creano un po' di disagio anche, perché il rapporto diciamo direttamente col direttore eccetera diventa un po' difficile. E anche noi è più a nostro agio. Peggio ancora per i giovani che si affacciano al mondo del lavoro con tanto entusiasmo ma poche garanzie. Per noi le piccole banche sono una risorsa, e che per noi insomma che lavoriamo così da piccoli tra virgolette ci dà una grossa mano. Dispiacerebbe appunto che non possono più... Troppo grandi, si rischia di perdere il contatto diretto. Esatto, bravo. Infatti proprio così. Ma lei discute col suo direttore di banca? Riesce a parlarci assieme? Sì, no, discuto io, mi informo di queste cose che le dico, purtroppo la situazione è questa. E anche chi si informa è talmente arrabbiato che anche senza voce ci tiene a dire. Vi
Vi ricordo l'appuntamento con 20 e 10, si parlerà di contrattazione sociale e politiche per il territorio insieme ai rappresentanti della CISL di Belluno Treviso, e poi a partire dalle 21:15 autonomia incubo manine, il titolo della puntata di questa sera di Ring, la politica alle corde. In apertura un'intervista al ministro Erika Stefani, in studio Simonetta Rubinato del Partito Democratico, il professor Francesco Pontelli economista, il senatore Giampaolo Vallardi della Lega e Rudy Roffarè della CISL Belluno e Treviso. Con il Veneto ci fermiamo qui, ora previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi, buona serata. Ben ritrovati al meteo. Sulle nostre regioni sarà una giornata all'insegna del bel tempo, ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto sarà asciutto e stabile su tutti i settori. Al mattino il cielo si presenterà sereno e limpido ovunque. Qualche nube in più al pomeriggio, ma senza altre conseguenze. Non sono infatti attesi fenomeni particolarmente degni di nota. Temperature in ripresa, con minime tra 5 e 10 gradi. Valori massimi compresi invece tra 16 e 19 gradi circa. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Situazione molto simile, con il cielo che risulterà sgombro da nubi al mattino, al massimo con presenza di poche nubi a carattere sparso dal pomeriggio, ma il tempo si manterrà asciutto e stabile ovunque. Temperature in lieve aumento, con minime tra 6 e 8 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 17 e 19 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, molte nubi sui settori alpini di confine, specie al mattino, anche con isolati fenomeni associati. Maggiori spazi soleggiati invece nella seconda parte della giornata. Temperature molto miti, con minime tra 4 e 5 gradi. Valori massimi compresi invece tra 20 e 23 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.